Allora, visto che io sono venuto su da Mezzomonte via Val di Lama e ho fatto la dorsale, per raggiungere la Crosetta dalla dorsale è meglio non andare per il Candaglia ma proseguire per Col dei Scios, scendere fino qua per circa 3 km, prendere questa mulattiera che porta a Sponda Alta. Da Sponda Alta raggiungi la Malga Cercenedo e sei quasi subito alla Crosetta, però ora avremo ancora circa quasi un chilometro di salita. Dalla Crosetta poi dovremo proseguire verso la strada per il Monte Pizzoc, dove andremo a prendere il primo dei sentieri. Andremo a prendere una delle mulattiere che portano poi verso Pian dell'Erba. Da Pian dell'Erba prenderemo un altro sentiero che scende di nuovo verso la strada del Monte Pizzoc, ma più in alto, e da lì andiamo finalmente a prendere il Troi dei Cimbri, uno per le rotte come l'altra volta sull'altro episodio quando abbiamo fatto l'Anello del Cansiglio, la seconda parte, e poi saliremo su per gli altri Troi dei Cimbri che scendono fino a Vallorce. Questo è il programma di oggi. Io ho fatto la strada che scende da Col dei Scios anche per un altro motivo, perché mi avevano detto che l'avevano sistemata, ma a me non pare proprio. Siamo alla caserra Sponda Alta, o meglio ai Ruderi, e ora altri 400 metri fino alla caserra Cercenedo, ma prima qui al bivio dobbiamo andare a sinistra. Qui ci sono anche le galline, i cagnolini. Sei tu il padrone della Malga, caro bel cagnolino. Passo la Crosetta, adesso verso la strada del Monte Pizzoc, anche se dopo appena 300 metri c'è già la strada che porta al Candaglia. Visto che comunque si deve fare delle risalite per arrivare a Cercenedo, forse era meglio fare direttamente il Candaglia e poi scendere fino qua. Andiamo a sinistra, qua è ripido. Poco prima della strada che io devo prendere, almeno dal programma originario, c'è questa sterrata, passa per Val della Cappella e porta a Barce, poi si ricongiunge a, diciamo, la strada verso Pian dell'Erba. Si potrebbe fare una digressione, un cocamale Pian de Fango. Ce la faremo? Sì, forse. Madonna, che meraviglia. Peccato per la strada. Senti che odor da funghi. Sì, questa me la ricordo. Bisogna andare di là. Qua. Di qua. Wow, che meraviglia! Guarda che roba! Ecco qua, CAI 982, andiamo su. Andiamo a destra e risaliamo, mentre questa continua giù e va verso le caserre. Ora intersettiamo la strada che avremmo dovuto fare all'inizio, quella che viene su dalla strada per il Monte Pizzoc. Giriamo a sinistra, ero curioso di fare anche quella lì, meglio percorrerla da qua, direttamente dalla strada per il Pizzoc. Siamo a Moscars, proseguiamo su, destra.
Allora qua andiamo direttamente su di qua e poi verso appunto il Troy dei Cimbri, ma io voglio andare a vedere anche il Monte dei Foresti, quanto dista. Ecco l'albero solitario. Aquila, rapace. Qua abbiamo il lago di Santa Maria e lago di Lago. Di qua invece abbiamo Vittorio Veneto. Questo serve a chiamare gli alieni e soprattutto concentrare tutta la forza astrale al centro della piramide, dove puoi metterti a meditare. Siamo arrivati qua dell'albero solitario, che in realtà sono due, con gli omini di pietra, e là c'è il Cadolten. Però io devo andare là ed è tutto recintato. Scavalchiamo la montagna, cioè Monte dei Foresti, e cerchiamo di raggiungere quella zona là, che è il nostro percorso. Cos'è sta roba? Sono mazze di tamburo ste qua. Wow! Di qua vedo che c'è già qualcuno che ci ha camminato per raggiungere quella zona. Seguiamo la traccia. Sinistra. E ora siamo di nuovo sul percorso originario e dobbiamo salire di qua. Questo è Pian dell'Erba e sarà una bella salita perché dovremo scavalcare là. Allora qua è proprietà privata, però io non devo andare là della proprietà, devo andare su per il sentiero che è anche marcato là, c'è un segnavia e non si legge più niente. Comunque di qua è un laghetto. Ah, eccolo qua il sentiero, ora ho visto, non è quello a destra, è sto qua, su dritto là. Qua c'è un cartello. Wio! Yeah. Wow, sta forcella ha lavorato benissimo. E non ci saranno molti punti veloci, no? Freccia per di là, ma non importa. Là. Mamma mia che pantano. Via.
Guarda qua, è un laghetto. Questo aveva anche strabordato. Miseria. Oh, bisognerà controllare anche il GPS ormai, ma credo che sia di qua. Ita miseri. Non sapevo che esistesse anche qua. De là no. Oh, forse ce n'è un altro. Sono 200 metri dalla strada, però non capisco dove devo andare. Mi toccherà andare a naso. Credo che il sentiero si sia spostato sulla sinistra, anche se qua c'è un'altra traccia e ce n'è una alla mia destra, per cui sono 3 le tracce. Ah, eccolo qua, trovato il segnavia. Tanto poi bisogna risalire comunque e guardare quel pantano là. Che disastro. Praticamente un torrente, è un disastro. O saliamo là come non detto. Praticamente l'antico Troia dei Cimbri è sta roia qua. Aia. Ok, siamo sulla strada. Adesso devo beccare l'antico Troia dei Cimbri, che deve essere lì, quello che scende verso Varlorz e le rotte. Noi andremo a fare prima quello delle rotte, il secondo delle rotte. Questo